Tratta il tuo corpo come un tempio, non come una legnaia. La mente e il corpo lavorano insieme. Jim Rohn. Buongiorno a tutti. Per chi mi sente per la prima volta mi presento. Sono Fatima Mocci, estetista abilitata, con la qualifica di direttore tecnico, specializzata come operatore del benessere. In pratica mi occupo soprattutto di massaggi. Collaboro con Radio Conigliano per la rubrica appunto del benessere che curo assieme ad altre persone qualificate in diversi settori, ma tutti volti a far sentire, a provare gioia, vigore, salute, energia, vitalità, ma anche rilassamento, calma, concentrazione e pure abbandono. In un'altra parola, beatitudine. E quindi tutti insieme, ognuno per la propria specializzazione, per la propria competenza, vi parleremo di molti aspetti che riguardano il benessere. E buongiorno a chi già mi conosce e già mi segue, a chi mi vede, a chi invece mi ascolta, a chi è tornato dalle ferie, a chi ci deve ancora andare, a chi non le farà. Qualcuno si sentirà rinvigorito se ha avuto la possibilità di fare uno stacco dalla routine quotidiana e quindi di rigenerarsi e vorrà mantenere questa situazione il più a lungo possibile. Qualcun altro invece non è riuscito a recuperare le forze, non è riuscito a recuperare l'energia e il riposo mentale, perché anche quello è molto importante, e quindi non ha potuto ritagliarsi una parentesi necessaria per ritemprarsi. A tutti quanti, comunque, il rimedio immediato che mi sento di consigliarvi è il massaggio. Per chi non ha seguito il nostro primo incontro, riassumo brevemente alcune informazioni che ritengo importanti ma anche doverose diffondere. Parliamo di massaggi olistici. La parola olismo deriva dal greco e significa la totalità, la globalità, quindi il tutto, un'unità. Quindi considera il massaggio olistico è quello che coinvolge il corpo, la mente e lo spirito, cioè la totalità, la completezza della persona. Tutta la persona, quindi tutti gli aspetti del ricevente. Ci sono delle tecniche tradizionali nell'Estremo Oriente che hanno origine e nascono proprio dalla convinzione che attraverso il corpo si possa equilibrare tutto l'individuo, la sua mente, quindi la sua anima e il suo io profondo. E questo è il principio della spiegazione del massaggio olistico, cioè è proprio il principio su cui si basa l'olismo. Pertanto mi sento di affermare che il massaggio olistico ha le sue radici nell'Estremo Oriente ed è il massaggio tradizionale, ma anche altre pratiche terapeutiche cinesi hanno delle basi antichissime, perché sono stati trovati dei documenti relativi a queste metodologie che sono risalenti alla dinastia Shang, 1520-1066 a.C. Comunque, dopo varie peripezie, il massaggio in Cina è stato riabilitato, perché era stato molto ostacolato, è stato riabilitato fino all'istituzione della facoltà di medicina tradizionale cinese, perché il massaggio era praticato proprio come cura, come terapia. Ma anche nella medicina ayurvedica, che ha le sue radici in India, ha avuto un percorso difficile anche questa di diffusione, comunque è riuscita ad entrare anche in Europa e ancora adesso in alcuni casi è riconosciuta appunto parte integrante della terapia. Attenzione però, questo non fa dell'operatore un medico. Il massaggiatore non può e non deve fare diagnosi e non deve dare indicazioni terapeutiche. Però la cosa importante è che con il massaggio si può imparare ad ascoltare il proprio corpo e quindi sperare e augurarci che
questa tensione ci aiuti ad ammalarci di meno. Questo è un concetto molto importante nel massaggio olistico, proprio perché si considera tutto l'insieme. In realtà l'origine del massaggio è insita in noi. Noi siamo i primi massaggiatori della storia, pensateci. Il massaggio è antico quanto l'uomo, nasce con noi ed è praticato in tutti i posti del mondo, perché è un'azione istintuale che fa parte di noi. Se noi abbiamo un dolore, prendiamo una botta, abbiamo un fastidio a livello fisico, la prima cosa che facciamo, senza pensarci, d'istinto, è quella di toccarci dove ci fa male e spesso di massaggiare la parte che ci fa male, e la parte dolente. Quindi questo significa che il massaggio nasce con l'uomo. Però, per questo motivo, lasciatemi spiegare 2 parole sull'efficacia del massaggio e su come goderne a pieno. Perché molto ci sarebbe da dire sul massaggio in relazione alla salute, alle potenzialità, ai benefici, è proprio perché tende a considerare tutta la totalità dell'individuo. Ma ci sono delle situazioni e degli stati d'animo che agiscono e si concentrano su alcuni punti precisi, e per un calo di energia ma anche per un eccesso di energia, e quindi tutti i discorsi fatti finora si intrecciano, si intersecano, si incastrano, si incontrano. Quando prima ho parlato di ascoltare il nostro corpo per cercare di ammalarci di meno e di stare meglio, mi riferivo proprio dal punto di vista olistico. Quindi una visione differente del malessere, cioè mi riferivo al fatto di riconsiderare delle zone del nostro corpo che abbiamo trascurato e di utilizzare il massaggio come aiuto per aumentare la sensibilità, giacché il massaggio ci invita a sentire, ad ascoltare il nostro corpo attraverso le sensazioni, perché vengono massaggiati dei punti energetici che stimolano le emozioni, che danno benessere, e quindi ritroviamo il significato del massaggio olistico, del massaggio che coinvolge ogni aspetto, considerando appunto l'interezza della persona. E per godersi appieno un massaggio, questo è proprio la base, è importante ascoltare le sensazioni. Quando voi fate un massaggio dovete ascoltare le mani dell'operatore e le sensazioni che vi dà il calore, che vi dà la pressione, che vi dà il toccare quel muscolo piuttosto che quell'altro. Quindi man mano che l'operatore con il suo lavoro ci regala energia, rilassamento, stiramento, amore, noi dobbiamo ascoltare. È giusto imparare ad accogliere l'essenza di questo scambio, perché oggi abbiamo la tendenza a pensare che il massaggio sia una cosa di moda, una questione di moda, e quindi noi lo consideriamo solo dal punto di vista estetico, ignorando che curare il corpo non è solo il rimedio alla malattia o un fattore di piacevolezza esteriore. Curare il corpo è considerare il corpo nella sua totalità, perché il corpo ha bisogno di considerazione comunque, e quindi anche si tratta di prevenzione, e quindi dovremo valutare tutti i problemi e i disagi dovuti allo stress, perché si crede appunto che questi trattamenti siano così delle pratiche che vanno di moda, per cui faccio questo piuttosto che quell'altro, senza considerare i benefici di questa attività, e senza considerare che con il massaggio invece noi lo potremo usare come arma proprio per combattere l'affaticamento, il nervosismo e le tensioni, che portano poi a determinati disturbi. E per questo motivo è importante il rapporto tra l'operatore e il ricevente, perché ci deve essere quell'empatia che muove il massaggiatore e che
l'aiuta a comprendere l'altro, perché il massaggiatore deve comprendere chi sta massaggiando, deve capire quanto insistere, dove insistere, e proprio per trasmetterci queste emozioni che ci potranno essere d'aiuto, senza forzare, senza creare disagio, rispettando i tempi, perché i movimenti, proprio per trasmettere una sensazione di pace e di rilassatezza, dovranno essere lenti e mirati. Non solo, il massaggiatore dovrebbe anche saper consigliare e motivare, se voi lo ritenete necessario e importante, che tipo di massaggio può darvi più giovamento in quella particolare situazione, perché ci sono tanti tipi di massaggi differenti che hanno ognuno le sue caratteristiche. Per esempio, cioè ognuno è caratterizzato da una particolarità unica. Per esempio, l'hawaiano è praticato con gli avambracci ed è come una danza. L'indonesiano si avvale della numerologia, delle sequenze numeriche precise, di una ritmica lenta, delle figure geometriche, della ripetitività che è in un certo modo un po' ipnotizzante. Il californiano è lento, dolce, avvolgente, ma è fatto di carezze decise, ora di sfioramenti, alterna pressione ai muscoli, a dolci stiramenti, cioè ogni massaggio ha una sua caratteristica e il massaggiatore deve saper consigliarvi quale massaggio vi è più propizio. Ovviamente anche voi, tramite anche questa trasmissione, imparerete a conoscere i massaggi e potrete decidere e parlarne con il massaggiatore se quello secondo voi può essere più o meno, può fare al vostro caso. Inoltre, saper ascoltare per un operatore significa anche considerare che, per esempio, la rabbia può concentrarsi sulle spalle, come anche le preoccupazioni, oppure la paura sui reni e sulla parte bassa della schiena. Il dolore si concentra nel torace. Voi avete un dolore dentro. Se avete dei dolori alle spalle, forse state portando dei pesi che non siete abituati a portare. Quindi è una visione diversa della salute, è una visione diversa della persona. Non basta imparare un massaggio tecnicamente, perché l'operatore deve sentirlo. Perché siccome il massaggio si basa sulla manipolazione, e sulla percezione tattile, quindi racchiude una sensibilità che non può essere scritta e non si può neanche tanto spiegare. È una sensibilità particolare che non si può spiegare neanche con una perfetta esecuzione tecnica. Se io dimostro a un'altra persona, perché gli sto insegnando un massaggio, come farlo tecnicamente, perfettamente, ok, impara le manovre, ma il massaggiatore olistico è di più, va al di là, deve andare al di là, perché per manipolare il corpo l'operatore dovrebbe essere in grado di relazionarsi e quindi di sapersi avvicinare all'altro, e questo presuppone l'ascolto, presuppone una capacità di scambio che nessun libro può insegnare. Io credo che possiamo fermarci qui e spero di non avervi intontito troppo, e comunque vi ricordo che potrete trovarmi per qualsiasi cosa al numero 345 81 20 427 e che ricevo su appuntamento in Via Verdi 17F a Conegliano e a richiesta anche a Treviso, e che potrete comunque ascoltarmi e ascoltare anche gli altri operatori che tengono questa rubrica del benessere su Radio Conegliano alle frequenze 90-60 e seguirci anche a livello video su Veneto Globe col link www.venetoglobe.com. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.